Dicevo, prima di cominciare davvero i lavori, rinnovo quello che ho già detto, ma senza ripetere, che i saluti a tutti i presenti. Lo estendo in particolare agli autori del libro, alla segretaria che commenterà con l'autore l'opera realizzata da Salvatore Meloni, e un ringraziamento poi particolare ai rappresentanti dei tutori dell'ordine, a cominciare dal comandante dei Carabinieri Davide Graff, al comandante della Guardia di Finanza Leonardo ci sta che si sia però non sono Lazzari, dottor Lazzari. Naturalmente la vice sindaca e assessore alla cultura che ho già citato, e poi un saluto particolare anche al senatore Giampiero Scanu, che ha avuto l'onore anche e l'onere di essere sottosegretario alla difesa, e in questo contesto è veramente una figura molto importante anche nella discussione che svilupperemo, perché è stato sottosegretario con il secondo governo Prodi, se non sbaglio. Alla funzione. Però quindi voglio dire, nel tema che stiamo affrontando che i nostri relatori racconteranno è sicuramente un contributo in più alla discussione e alla riflessione. E poi naturalmente tutti noi presenti, qui non cito tutti, se no l'abbiamo troppo lunga, grazie a tutti voi presenti e a quelli che ci seguono da casa. Fra coloro che ci seguono da casa ci sono i ragazzi delle scuole medie superiori che hanno dato ad Olbia, hanno organizzato il movimento delle GTP. GBT, come che si chiama? Che posso anche citare i nomi, sono Are, Sacchi, Giulia, eccetera, che per ragioni scolastiche non sono potute oggi essere presenti qui. Gli esami si avvicinano, per intenderci, però alcune di loro ci hanno garantito che ci seguiranno da casa. Fatta questa brevissima premessa, devo farne un'altra, un po' più vicina a quello che io rappresento, a quello che molti di noi rappresentano, ed è legato un po' alle vicende che si stanno consumando un po' in Europa in questi giorni. Quello me lo sono letto per non commettere errori di valutazione. Un brevissimo cenno agli avvenimenti attuali da parte dell'ANPI. Prima di passare la parola naturalmente ai relatori. Pensiamo di aver visto tanto negli ultimi 2 anni con la pandemia e il lockdown. Invece, dopo 2 anniversari della liberazione celebrati in solitudine appunto a causa della pandemia, eccoci a vivere la guerra, a vivere l'incubo della distruzione nucleare del genere umano. Ancora, a 77 anni di distanza dall'ultima tragedia mondiale, la distruzione e la morte sono entrati nel cuore dell'Europa. La nostra prima preoccupazione non può che andare a sostegno di quelle popolazioni che stanno subendo i bombardamenti. La seconda preoccupazione va ai giovani di quel paese dell'Europa e della nostra Italia, i cosiddetti millennials, adolescenti che a 20 anni si trovano ad affrontare sfide durissime. La crisi finanziaria ha spinto molte famiglie verso la soglia della povertà. La crisi climatica, questi 20 anni forse non conosceranno il pianeta che abbiamo conosciuto noi nei prossimi futuri. La pandemia, con il carico di morti dentro le famiglie e le restrizioni che hanno dovuto subire sempre questi ragazzi. Alla loro età, la mia e la nostra generazione hanno goduto dei benefici dati dal boom economico e dei benefici dati dal glorioso Occidente. Libertà individuale, collettiva, rock and roll, i Beatles, io ero un amante della musica rock e dei Beatles e Rolling Stone. Oggi forse queste cose non sono più alla portata di queste nuove generazioni, così come noi le abbiamo vissute. Invece oggi siamo, come dicevo, come 70 anni fa, in presenza della guerra. L'ANPI ha condannato fin dalle prime ore l'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe della Federazione Russa.
L'ANPI non è equidistante, non lo siamo mai stati e non lo saremo. Abbiamo detto ben chiaro abbiamo detto ben chiaro a chi ha subito l'aggressione e chi l'aggressione l'ha promossa. Allora, lo diciamo, l'aggressione l'ha promossa la Federazione Russa e l'hanno subita il popolo ucraino e lo Stato sovrano dell'Ucraina, confinante con la Federazione Russa. Al popolo ucrainico va tutta la nostra incondizionata solidarietà. L'ordine europeo è stato infranto dai carri armati russi. L'Italia fa parte dell'Unione Europea e dei suoi alleati. Quello è e rimane il nostro campo. L'unica cosa che fa discutere al nostro interno è l'invio o no delle armi alle forze regolari e irregolari che combattono in Ucraina. Noi italiani sappiamo bene cos'è la guerra e cos'è l'occupazione del paese per mano straniera. Gli italiani siamo stati vittime e carnefici delle invasioni, non dimentichiamolo. E siamo stati vittime per mesi dell'occupazione nazifascista, dal 43 al 45 sino al 25 aprile che celebriamo anche oggi, 20 mesi di occupazione nazista. Io mi fermo qui perché credo di aver introdotto abbondantemente il tema che poi svilupperemo e passo la parola ai relatori. Giustamente, prima diamo la parola agli invitati. Infatti volevo chiedere a Sabrina di intervenire. Prima Come stai con un occulto? Me ne frego. Allora se ti muori ma io sono cuzinese. Io ho la Z, non ho la C. Intanto buonasera a tutti. Grazie a Domenico perché sempre con tanta passione porta avanti queste iniziative, ci stalkerizza anche proprio per mettere in campo queste serate o queste giornate. Però ritengo che sia veramente importante essere qui oggi, soprattutto anche per quanto sta accadendo purtroppo ancora nel nostro mondo, quindi forse parlarne non è mai troppo, ma anzi a volte mi viene da pensare, quando stavo arrivando stavo pensando, ma allora vuol dire che non abbiamo imparato niente, il passato non ha insegnato niente, e quindi ritengo veramente che sia un dovere da parte di tutti continuare a ricordare questi momenti e soprattutto a tramandarlo alle giovani generazioni, ed è per questo che continuiamo e siamo fortemente convinti di portare avanti i progetti di cui ha parlato Domenico prima con i ragazzi delle nostre scuole superiori. Purtroppo la pandemia li ha un po' bloccati, ma li riprenderemo, anche perché il rispetto dell'umanità, dell'uomo va al di là di ogni appartenenza e ritengo che non sia assolutamente legato ad un colore politico, ed è per questo che convintamente ho portato i nostri ragazzi a vedere all'anniversario della liberazione del campo di Mauthausen e a far vedere loro veramente quelle atrocità, perché di atrocità stiamo parlando. Ringrazio Luisa, che io in veste di relatrice proprio culturale, diciamo, non ti avevo ancora visto, ma sarai bravissima, e grazie. Anche io. No, bene, neanche tu, quindi è la prima volta. Bene, allora battezziamo anche questo ruolo all'interno della nostra biblioteca. Grazie all'autore del libro che ha voluto essere qui nella nostra città oggi per presentare questo importantissimo libro. Ringrazio le autorità militari che sono sempre molto partecipi e presenti in tutta l'attività della nostra amministrazione, soprattutto un'attività di questo genere. Ringrazio tutti i presenti e ringrazio l'ANPI. È una cosa strana, è vero, però siamo entrati a far parte anche noi, grazie appunto a questo lavoro che stiamo facendo con i ragazzi delle scuole superiori nell'ANPI di Verona, che sono loro che un po' a livello nazionale portano avanti e dirigono determinate iniziative proprio con i ragazzi più giovani. Io voglio fare un saluto anche alle rappresentanti qua del popolo ucraino, ed è questo al quale mi riferivo prima, e proprio a voi, che purtroppo ancora oggi siete costretti a vivere queste atrocità. Ve lo avevo già detto durante la serata del museo, dove mi ero anche particolarmente commossa, ma non deve veramente finire il supporto e il sostegno alla vostra popolazione. Siamo una città accogliente, però
quello che dobbiamo sperare e augurarci tutti è che possiate e possano i profughi della vostra nazione tornare nelle loro case, perché è vero, tutto il mondo li sta accogliendo, ma meritano di vivere nelle proprie città, nelle proprie case, e i bambini andare nelle loro scuole. Io vi auguro una buona serata e vi ringrazio. E grazie anche a Giampiero. Prima di dare la parola ai relatori, chiederei forse a voi di portare il vostro saluto, visto che per me è la prima volta che ho... Grazie. Molto brevemente, non mi soffermerei particolarmente nella misura in cui ancora non ho letto ancora il libro, ovviamente, anzi l'ho scoperto soltanto pochi giorni fa quando è arrivato l'invito. Ringrazio l'Ampi per l'invito, ringrazio l'autore del libro, che è anche un nipote illustrissimo, evidentemente di una figura molto particolare. Ho poco da dire nella misura in cui ovviamente non ho esperienze dirette, ho un aneddoto che mi viene in mente. La mia famiglia ha vissuto a Roma in via Rasella. In via Rasella, passando, ci sono ancora, si possono andare a vedere tutt'oggi, non sono state riparate, non tutte, i fori sulle pareti, sulle mura di alcuni edifici, proprio nella piazzettina dell'attentato di via Rasella, portato appunto dai partigiani ad un convoglio di tedeschi. Ne sono seguiti quello che tutti voi conoscete, sono l'eccidio di 335 persone come rappresaglia dei tedeschi, quindi 10 persone per ogni tedesco ucciso, erano 33 le vittime tedesche. Tra questi c'erano decine di membri dell'Arma dei Carabinieri, del Regio Esercito, della Regia Marina, dell'allora Regio Corpo di Pubblica Sicurezza, le Guardie di Pubblica Sicurezza. Tra questi appunto diversi carabinieri, alcuni dei quali erano già entrati a far parte del fronte clandestino dell'Arma dei Carabinieri, che si costituì proprio nel 1943 a valle dell'armistizio. Quindi quelli sono, diciamo, gli unici episodi che posso in qualche modo ricordare, che purtroppo ci legano la storia dell'Arma dei Carabinieri e quindi anche di Salvatore Meloni Senior, medaglia d'argento al valor militare, a queste vicende della nostra storia che purtroppo anche oggi ogni tanto diventano quasi attuali, quasi tristemente attuali. Quindi grazie ancora a tutti, grazie per l'invito, mi fa molto piacere esserci. Grazie. Non ha il piacere di portare il saluto, perché anche la Guardia di Finanza ha avuto molti caduti e molti eroi nella Resistenza. Grazie innanzitutto per l'invito. Sì, può andare? Più vicino a me. Con piacere. No, io ringrazio per l'invito, non potevamo mancare come amministrazione a questo evento, sia perché l'oggetto del libro, insomma, è un oggetto che sentiamo particolarmente vicino ai valori che le nostre amministrazioni condividono, ma poi perché, come è stato detto all'inizio, tutti ci riconosciamo nei valori della Costituzione, e quindi forse col timore di essere un po' banale, ma devo dire che la nostra presenza, anche se siamo arrivati un po' in ritardo, la nostra presenza insomma era d'obbligo, sia quella personale sia quella della nostra amministrazione. E non vedo l'ora di sentire la narrazione, insomma, del romanzo che leggeremo quanto prima. Insomma, grazie ancora per l'invito e nulla. Grazie. Adesso decidiamo se dare la parola a Irina subito o farla parlare dopo. Cosa vuoi? Iniziamo la presentazione e poi intervieni tu.
Buonasera a tutte e a tutti. Ovviamente un mio personalissimo ringraziamento a tutte e a tutti voi per aver accolto il nostro invito a partecipare all'importante iniziativa promossa quest'oggi, in modo particolare dall'ANPI Gallurese. Io ci tengo davvero personalmente a ringraziare Domenico per aver scelto me per presentare questo libro, perché come accennavo prima la dottoressa Serra è una cosa nella quale non mi sono mai cimentata, sono abituatissima a parlare in pubblico, ma generalmente mi muovo su un altro campo, su questo un pochino meno, però devo dire che lo ringrazio perché intanto mi ha dato la possibilità di leggere, di divorare, oserei dire, un libro in soli 2 giorni, ed è un libro che mi ha appassionato molto perché mi ha permesso di conoscere una storia, quella appunto del carabiniere sardo Salvatore Meloni, e oggi noi abbiamo appunto qua suo nipote, figlio del fratello, che è l'autore del libro, una storia all'interno della storia della Resistenza, che bene o male tutti conosciamo perché abbiamo studiato, non fosse peraltro che oggi siamo il frutto di quella storia. Però personalmente devo dire che mi ha permesso di conoscere una storia da un punto di vista, da una prospettiva che probabilmente da molti non viene mai colta. Cioè, quando si pensa alla resistenza e all'antifascismo si pensa sempre ai partigiani come popolazione civile, mai si accosta la resistenza e l'antifascismo ai militari, e in questo caso ai carabinieri. Questo mi ha consentito di conoscere appunto una parte della storia di cui avevo sentito parlare ma che non avevo mai approfondito perché probabilmente non avevo provato molta curiosità. Invece questo libro mi ha spinto a fare anche altre letture, proprio perché mi è nata, e spero che nasca anche a voi, questa curiosità. Inoltre è anche una storia che parla di Sardegna, della Sardegna di quegli anni, e che tutto sommato non è una storia molto lontana dalla Sardegna di oggi, perché Salvatore Meloni, il nostro eroe del libro, parte dalla Sardegna alla ricerca di un lavoro, arruolandosi. E anche oggi purtroppo la situazione è la medesima, ancora i nostri giovani sono costretti ad andare oltre continente spesso per cercare lavoro, perché la nostra terra continua comunque a essere economicamente una terra molto svantaggiata. E in effetti quello che mi è venuto voglia di chiedere all'autore del libro mentre leggevo il libro appunto è perché lui ha sentito la necessità di scrivere questo libro su suo zio. Immagino che sicuramente abbia sentito la necessità di scrivere questo libro per onorare la memoria di tuo zio, però credo che poi mentre lo scrivevi probabilmente anche a te, esattamente come me, ti sono venute fuori altre dinamiche, altre sensazioni. Mi piacerebbe che tu ce le raccontassi, e poi sono molto curiosa, tu lo dici nel libro ma probabilmente lo potrei dire in maniera più articolata a tutti noi, come hai ricostruito questa storia che in alcuni passaggi è anche molto ricca di particolari. Allora io tanto mi associo, come dire, ai saluti e ringraziamenti molteplici di Domenico, altrimenti facciamo notte davvero. Però in particolare consentitemi di ringraziare l'ANPI e Domenico e Luisa anche per questa bella introduzione che mi dà la possibilità di dire alcune cose. Ma intanto, che dire, il libro nasce da un'esigenza personale, e l'esigenza personale per me era un'esigenza molto particolare, intanto dettata dal fatto che io porto il nome di questa persona, per cui mi sono sentito quasi doverosamente investito della responsabilità di recuperare per quanto possibile la memoria. Ma naturalmente all'inizio l'idea era quella di farlo ad uso e consumo della famiglia, dei miei figli. Ho detto ma magari leggeranno il libro del padre, quindi conosceranno qualche dettaglio non solo su quella singola vicenda ma anche sul contesto. E l'idea originale era quella di fare davvero un lavoro molto artigianale, di trovare più che altro uno stampatore che mi desse la possibilità di realizzare qualche decina di copie da distribuire ai familiari, insomma a qualche interessato lettore. Poi è vero, man mano che scrivevo e cercavo,
mi sono reso conto che questa singola vicenda in realtà poteva raccontare molto altro. E me ne sono sempre più convinto anche per una ragione. Intanto perché il suo compagno di sventura, Enrico Zuddas, è una figura che oggi in Sardegna è ricordata degnamente, medaglia d'oro al valore militare, alla memoria, e ad Enrico Zuddas è dedicata la principale caserma della Sardegna, il comando legione della Sardegna, intitolata Enrico Zuddas, ovvero alla persona che morì con mio zio. Ora, mio zio oggettivamente rimase molto dietro le quinte, nel dimenticatoio, anche io penso per colpa della famiglia. Nessuno si è mai interessato in realtà di scoprire e riscoprire i dettagli della sua vita, soprattutto quella da carabiniere. Noi in famiglia sapevamo tutti che io e i miei cugini portavamo quel nome, ma in realtà della sua storia personale come carabiniere, del fatto che avesse aderito alla formazione partigiana dell'Arma denominata Banda Caruso subito dopo, diciamo, l'8 settembre, ecco, era una storia che in famiglia fondamentalmente non si conosceva. Quindi man mano che scrivevo e che trovavo materiale per poter raccontare una storia, in realtà poi ho pensato che i lettori potevano essere anche altri, e soprattutto i carabinieri. Leonardo è un carissimo amico, carabiniere, ma ho parenti carabinieri, ho persone, come dire, che hanno vissuto nell'Arma, e in realtà non tanto sulla storia di mio zio, quanto in generale sulla storia dell'Arma in quel periodo storico conoscono poco. Faccio solo un esempio: a Roma ci furono 3 deportazioni di massa dopo l'8 settembre. La più corposa fu proprio quella dei carabinieri, la più nota è certamente quella degli ebrei di Roma, un'altra non tanto nota è quella di molti cittadini romani del quartiere del Quadraro, che furono, come dire, presi dai tedeschi che circondarono il quartiere, deportati, ma questo avvenne nell'aprile del 1944. La deportazione forse meno conosciuta è quella che ebbe per protagonisti oltre 2000 carabinieri, che il 7 di ottobre del 1943 vennero presi a tradimento nelle caserme per volere dei tedeschi, ma anche dello stesso Mussolini, attraverso il suo ministro del governo di Salò, Graziani, carabinieri che vennero catturati con l'inganno, trasferiti con dei camion ai treni alle stazioni Ostiense e Trastevere, e da lì deportati di fatto in massa in quella circostanza nei campi di concentramento tedeschi, seguendo quello che poi fu il destino di un'altra platea di dimenticati, tra virgolette, della Resistenza, che furono gli internati militari italiani. Oltre 600.000 militari finirono in terra tedesca e furono non solo dimenticati dal governo repubblichino, ma io dico anche in battuta, anche dal governo repubblicano, cioè dai governi repubblicani, cioè dalla Repubblica Italiana, che fino agli anni '80 fondamentalmente si dimenticò di queste nobili figure, perché molti, rinunciando ad aderire a Salò, sostanzialmente rimasero nei campi di concentramento, molti ci morirono e tanti ritornarono, come dire, indietro, pesantemente segnati nello spirito e nel fisico. Quindi questa cosa poi mi ha consentito davvero di conoscere anche a me personalmente un pezzo di storia della Resistenza che non si conosceva. E non si conosceva perché non si è raccontata. E ancora oggi noi andremo incontro al 25 aprile e ancora oggi vedremo le solite polemiche sul 25 aprile, che dovrebbe essere davvero una data che unisce la nazione, che in realtà continua a dividere. E divide per una ragione, secondo me. Divide perché ancora oggi molti sono convinti che la Resistenza e l'esito finale, che fu la liberazione, fu sostanzialmente un derby fra comunisti e fascisti. Cioè una guerra civile che ha interessato i partigiani identificati come comunisti, che certamente rappresentavano una fetta importante della Resistenza, e dall'altra parte quelli che si contrapponevano, cioè i repubblichini di Salò. In realtà la Resistenza fu davvero molto altra. Fu molto altra perché la Resistenza al suo interno aveva una molteplicità di sensibilità, c'erano persone che certamente rispetto alle prospettive la vedevano in maniera diversa, ma in quel momento tutti, come dire, potevano marciare divisi ma colpivano uniti. In quel momento l'obiettivo era quello di liberare l'Italia, e semmai la Resistenza va letta come una lotta tra chi aveva una prospettiva, come dire, di libertà, di democrazia, e chi invece voleva una prospettiva che era nettamente all'opposto, cioè quella di una dittatura. Cioè noi dobbiamo chiederci
che quelli che combattevano contro la resistenza erano quelli che probabilmente volevano che ancora gli ebrei venissero deportati nei campi di concentramento, che l'Italia fosse, come dire, quella del ventennio, dove le libertà venivano negate. Ecco, la lotta vera è questo, e quindi se l'obiettivo è la democrazia e la libertà, oggi il 25 aprile dovrebbe essere una festa che unisce. E dicevo, quando si parla delle sensibilità, ecco, una cosa che si dimentica è quello che hai citato tu, è che all'interno della resistenza la componente dei cosiddetti monarchici, soprattutto a Roma e nel Lazio, era una componente importante. I carabinieri si erano costituiti in un fronte organizzato subito dopo, diciamo, l'ottobre del 43, quando molti riuscirono a fuggire, tra cui mio zio e un altro villanovese riuscirono a saltare dal treno che li conduceva in Germania. Quindi queste bande di carabinieri cominciarono a organizzarsi e sostanzialmente a novembre furono inquadrate militarmente all'interno di un'organizzazione vera e propria militare che era, diciamo, il fronte clandestino dei carabinieri, meglio noto come Banda Caruso perché era guidata da un generale anziano, Filippo Caruso, che passerà alla storia anche per aver subito delle pesanti torture perché fu arrestato e catturato poi nell'imminenza della liberazione di Roma. E l'organizzazione dei carabinieri fu inserita a sua volta all'interno, così come anche la Guardia di Finanza la presenta, all'interno di un contenitore più ampio che era il fronte militare clandestino, guidato, diciamo, all'inizio, organizzato e guidato all'inizio da una personalità anche questa spesso non troppo raccontata, che era Filippo, che era Giuseppe Lanza Cordero di Montezemolo, lo zio di Montezemolo, sì, insomma, che tutti conosciamo. Persona che guidò il fronte fino a gennaio, quando fu catturata. Tra l'altro lui era un colonnello, non era un generale, quindi nell'organizzazione clandestina di militari saltarono anche le gerarchie. Non sempre erano i generali che guidavano, spesso anche gregari acquisivano ruoli di responsabilità perché i galloni probabilmente si conquistavano sul campo. Ecco, mio zio, come altri, furono tra i tanti carabinieri che vennero scelti, poi alla fine parteciparono naturalmente alle diverse attività del fronte clandestino dei carabinieri, e alla fine lui, Enrico Zudda e Antonio Piras, quindi questi tre sardi, vennero scelti per fare da scorta armata al capo di Stato Maggiore del fronte militare, che in quel momento era il generale Angelo Odone. E lì poi naturalmente poco prima della liberazione di Roma furono anche particolarmente sfortunati, perché poco prima della liberazione di Roma vennero, insomma, in un tentativo di arresto da parte della polizia nazifascista, vennero colpiti a morte nel tentativo appunto di difendere questo generale, che fu catturato in realtà in quella circostanza. Lo stesso giorno venne catturato anche Filippo Caruso, cioè l'organizzatore materiale delle bande clandestine dei carabinieri, però pochi giorni dopo la capitale d'Italia venne liberata e dunque alcuni riuscirono, come dire, a salvarsi la vita, tra i quali il generale Odone, Filippo Caruso e altri, insomma, che erano detenuti nelle tetre prigioni di Via Tasso, note perché erano luoghi dove la tortura e le sevizie erano all'ordine del giorno. Mi fermerei qua. Anche Antonio Piras si salvò, giusto? Antonio Piras era il terzo componente della scorta, riuscì a scappare, a salvarsi, insomma, pare che fosse un po' defilato. E comunque poi sì, lui riuscì. dà una sua versione. Poi è grazie a lui, a proposito dei documenti, è grazie a lui che la gran parte di quella vicenda si è ricostruita, perché lui fu chiamato a fare una specifica relazione di servizio proprio nei fatti che avvennero in Piazza della Libertà, e poi anche delle memorie personali raccontarono in un certo qual modo quello che avvenne anche prima, perché poi queste figure furono insignite la medaglia d'argento e la medaglia d'oro perché ci lasciarono la pelle fondamentalmente. Ma io sono sempre tra quelli che dico che le onorificenze si danno non solo perché c'è un esito finale spesso tragico e cruento, ma perché poi c'è anche un percorso, una condotta che credo, insomma, meriti anche un riconoscimento. Grazie, molto esaustivo nella tua spiegazione. Allora, lo spartiacque è un po' l'armistizio dell'8 settembre del 1943. A quella data ho letto che i carabinieri erano circa 11.000, già ad ottobre sono 5.000. Questo fatto come l'hai interpretato, come l'hai letto, e soprattutto chi è rimasto nell'arma dei carabinieri non ha aiutato i tedeschi.
Ho letto nel tuo libro che non si sono proprio messi a disposizione, anzi hanno cercato in qualche modo di non ostacolare l'azione partigiana. Ti va di raccontarci un po' quello che tu hai? Ma intanto dobbiamo renderci conto che l'8 settembre, si sente? Che l'8 settembre è effettivamente uno spartiacque. L'8 settembre fu reso noto l'armistizio di Cassibile, che fu firmato qualche giorno prima dai comandi alleati dal generale Castellano. Che firmò al posto di Badoglio. Insomma, in quel momento l'Italia si trovava nella infelice situazione di dover accettare necessariamente una resa senza condizioni. E fu abbastanza titubante. Badoglio, come dire, è sempre stato uno di quelli che non ha dato mai, come dire, dei grandi prove di onestà intellettuale. Badoglio era uno che, come dire, si è barcamenato abbastanza prima e dopo. Badoglio era anche noto, come dire, è tuttora noto agli storici, perché prima di quella data anche nelle campagne d'Africa si rese protagonista, lui come Graziani peraltro, di fatti, come dire, davvero poco dignitosi, persino per un militare. Però l'8 settembre, ripeto, a un certo momento fu una data, uno spartiacque, perché lasciò completamente i militari tutti, compresi i carabinieri, allo sbando. Non dimentichiamoci che all'alba del 9 di settembre il re, con una serie anche di alti ufficiali, tra i quali il generale Roatta e altri, fuggirono da Roma, lasciarono di fatto Roma senza comandi, lasciarono i militari che rimasero a Roma nella incertezza più totale. Alcuni si assunsero delle responsabilità, altri no. Ci fu un generale che rimase anche famoso alla storia come il generale Carboni, che è villanovese anche lui, il generale Giacomo Carboni, originario di Villanova Monteleone, e ancora oggi si dibatte se il generale Carboni fu tra quelli che furono titubanti rispetto alla necessità di reagire ai tedeschi oppure no, però effettivamente la verità è che tutto si lasciò nell'incertezza. I carabinieri erano anche un corpo di polizia oltre che un corpo militare, e normalmente nelle convenzioni internazionali si diceva e si dice che le forze di polizia devono in qualche modo garantire l'ordine pubblico. Quindi alcuni rimasero al loro posto, come si dice, tra i quali anche mio zio. Altri capirono probabilmente da subito la piega che stavano prendendo gli eventi e cominciarono a darsi alla macchia. E non è un caso che una delle motivazioni che vengono adotte dai comandi tedeschi e dagli stessi comandi repubblichini quando si decise la deportazione di Roma fu il fatto che questi carabinieri ormai stavano diventando sempre meno. Quindi bisognava necessariamente toglierli di mezzo. Quelli che rimasero, perché poi qualcuno rimase anche dopo la deportazione, poi venne inquadrato all'interno della Guardia Nazionale Repubblicana. La Guardia Nazionale Repubblicana era una formazione militare, ma anche una formazione che aveva, come dire, da un punto di vista ideologico, un forte legame col fascismo, anche perché al suo interno fu sostanzialmente il suo interno fu preponderante la presenza della milizia. E la milizia non era assolutamente in buoni rapporti con i carabinieri. I carabinieri che rimasero all'interno vennero di fatto emarginati, diedero mansioni molto, molto secondarie. Molti fecero davvero il doppio gioco, perché in realtà non si sentivano. Cioè, i carabinieri giuravano il re. Se ci pensiamo, Mussolini nel ventennio istituzionalizza la milizia cioè le squadracce come milizia, che diventavano quasi una formazione a difesa del duce. Il contraltare erano i carabinieri, che era una formazione militare a difesa del sovrano. E non è un caso, e questo lo dico anche da subito, che quando si costituisce il fronte militare clandestino e anche l'arma dei carabinieri, l'obiettivo è duplice, non è solo quello di cacciare i tedeschi, ma anche quello di fare da contraltare alle formazioni militari partigiane del CLN, cioè dei partiti antifascisti che si erano costituiti quasi subito l'8 settembre, anzi mi pare proprio l'8, in un edificio in via Poma a Roma. Ecco, naturalmente quelli non ne volevano sapere di salvaguardare la corona. Anzi, ci furono alcuni, come il Partito Repubblicano, che non entrò a far parte del CLN perché pose subito la pregiudiziale sulla corona. Altri seppero attendere dicendo ne parleremo dopo, cosa che successe anche con Togliatti nella svolta di Salerno, il quale dice ne parliamo dopo. E infatti l'esito finale fu poi alla fine il referendum, se vogliamo il compromesso fu quello.
Però l'obiettivo di quelle formazioni era quello anche di garantire la corona. Guardate, a Roma in quel momento c'era il re che stava a Brindisi, che era terrorizzato dall'idea che le sinistre, soprattutto i partiti del CN, prendessero il potere dopo che i tedeschi se ne sarebbero andati. Anche il Papa era terrorizzato da questo. C'era il timore del bolscevismo, allora era incredibile, perché sapevano perfettamente che il CLN era comunque monopolizzato dalle formazioni soprattutto comuniste, ma anche quelle azioniste e socialiste, intanto perché erano davvero le più organizzate, intanto perché avevano una maggiore chiarezza degli obiettivi, e poi erano anche pronti alla lotta. Erano pronti alla lotta, e questo ha portato per esempio all'episodio di Via Rasella. L'episodio di Via Rasella è stato compiuto dai Gappi, che erano delle agili formazioni che erano, diciamo, facevano riferimento al partito comunista, anche quelle erano organizzate gerarchicamente e militarmente, ma che fecero una vera e propria azione di guerra all'interno della capitale, cosa sulla quale non tutti erano d'accordo, proprio per il timore di rappresaglie. Ma la verità è che a Roma ogni giorno c'erano attentati, non necessariamente seguiti da rappresaglie. A Roma ogni giorno i tedeschi, letteralmente rapivano persone per mandarli ai campi di lavoro in Germania, perché loro facevano i bandi per reclutare persone, dicendo venite in Germania che lavorerete, sarà bellissimo. In realtà i romani l'avevano capito e tutti si nascondevano. Si diceva che a Roma per ogni abitante che c'era qualcuno nascosto. Roma era un posto dove la gente stava nascosta e l'altra metà nascondeva. Quindi era pieno di gente, di ebrei, di carabinieri, di militari, di gente renitenti alla leva, perché c'erano i bandi per l'arruolamento e molti non erano assolutamente d'accordo. Anche in Vaticano furono nascoste molte persone. Il Vaticano aveva, come dire, un ruolo importante perché era un soggetto che dialogava con tutte le parti in casa. La principale preoccupazione di Pio XII era quella di non fare di Roma un campo di macerie, cosa che si era già vista perché i tedeschi bombardavano, gli americani bombardavano quasi tutti i giorni a Roma. Dopo l'attentato di Via Rasella quasi non si bombardò più, perché anche i tedeschi capirono che nonostante Roma fosse stata dichiarata città aperta e quindi teoricamente una zona franca delle operazioni militari, Roma era tutti i giorni pesantemente occupata dai tedeschi, c'erano i depositi di armi, di carburante, c'erano le truppe che passavano, come ad esempio il battaglione Bozen che fu oggetto dell'attentato di Via Rasella. Dal giorno i tedeschi anche loro capirono che forse era meglio, probabilmente anche il Papa spinse in quella direzione, però è un fatto che dal giorno dell'attentato di Via Rasella e da quel tragico eccidio che seguì, dove morirono 12 carabinieri, oltre alcuni sardi, per esempio mi piace ricordarne almeno 2, Canalis, mi piace ricordare Gavino de Lunas, famoso cantore e uno dei pochi cantadores a chitarra di cui abbiamo registrazioni, diciamo, molto indietro nel tempo. Ecco, anche lui morì alle Fosse Ardeatine. Però ripeto, Roma era davvero un luogo, per dirla con Kesserli, era una città esplosiva, cioè Roma era un luogo dove effettivamente c'era il forte rischio di una continua ribellione, anche se poi, e quindi i tedeschi ci andavano caudi. L'eccidio delle Ardeatine fu compiuto quasi nel silenzio più totale da parte dei tedeschi, proprio perché il giorno dopo, neanche 24 ore dopo. Questo è anche una delle ragioni per cui la polemica che tuttora, purtroppo, perché i luoghi comuni poi diventano fatti, tuttora quando si dice che i famosi Gappi non si sono presentati e quindi hanno compiuto, e quella è una cosa che storicamente non sta in piedi, non c'entra nulla. Io documentandomi poi nel libro di Caruso viene fuori che persino i carabinieri erano pronti subito ad attaccare i tedeschi, come a dire, i carabinieri avevano ben chiaro che la responsabilità di quell'attacco, di quell'eccidio era dei tedeschi, non era dei partigiani. I partigiani fecero un'azione di guerra che venne persino esaltata dagli anglo-americani, cosa che pose molto in imbarazzo lo stesso Vaticano e persino le forze, come dire, che ritenevano non necessario e non utile fare attentati cruenti a Roma. Però in fin dei conti l'esplosivo per l'attentato di Via Rasella fu fornito dal fronte militare. Materialmente andò una donna a recuperare l'esplosivo per fare l'attentato. Come dire, sì, noi non facciamo azioni cruente, ma le armi le diamo perché qualcuno lo faccia. Quindi questa cosa, come dire, fa pensare soprattutto al fatto che però, al di là della diversità degli obiettivi, tutti hanno cercato in quel momento di
fare fronte comune per liberare intanto Roma e poi da lì avviare la liberazione di tutta l'Italia. Ascolta, torniamo per un attimo alla storia invece di tuo zio. Hai parlato della deportazione dei carabinieri, mi ha colpito molto la descrizione del viaggio in treno, ma mi ha colpito ancora di più la fuga di tuo zio e del suo compagno. Ce la racconti? E poi magari a proposito di nascondigli, ci dici dove si nascondeva lui, dove ha trovato ospitalità? Sì, la cosa è curiosa. Questa almeno la sapevamo in famiglia, nel senso, mio padre mi raccontava sempre che il fratello era riuscito a saltare dal treno e che si aveva slogato la caviglia, cosa che conferma poi in effetti anche Antonio Piras nelle sue memorie. Loro saltarono perché riuscirono casualmente ad aprire lo sportellino di un vagone dove stavano normalmente una quarantina di carabinieri c'erano. Loro riuscirono ad aprire uno sportellino in corrispondenza del ponte Casina in cui il treno rallentò, no? Era uno snodo ferroviario, rallentava, quindi loro riuscirono ad aprire e saltare dal treno. Poi seppero dopo che anche gli altri carabinieri che erano là dentro riuscirono a saltare. Alcuni non riuscirono a saltare, alcuni casualmente riuscirono a saltare dopo, per esempio mi pare Rodriguez Pereira, uno dei carabinieri morti alle Ardeatine, cioè riuscì a saltare dal treno che lo portava in Germania e poi purtroppo finì morto alle Ardeatine. Ora probabilmente sarebbe vissuto, arrivando in Germania sarebbe vissuto la storia, però Di quelli che sono come probabilmente anche mio zio, appunto. probabilmente se fosse finito in Germania è probabile, come è successo ad altri, tra cui un velanovese che cito anch'io lì, che riuscì a tornare a casa, dimagrito di 50 kg, assolutamente quasi irriconoscibile alla stessa famiglia. Quindi sono diverse storie che si intrecciano. Io credo che molte di queste storie possano meritare davvero di essere raccontate, però io l'ho fatto perché ho detto se non lo faccio io probabilmente non lo farà nessuno, anzi sicuramente non lo farà nessuno, però da queste piccole storie secondo me può venire fuori anche l'interesse a delle vicende più ampie. Quindi dicevo, sono stati nascosti dopo, perché sono rientrati, sono stati per un paio di giorni da sbandati e si sono nascosti. Naturalmente quando sei sbandato cerchi un appiglio alle persone che conosci. Hanno trovato rifugio presso, paradossalmente, inizialmente a casa di questa donna di Sassari che era la moglie di quel carabiniere, Diodato Daga. Questa però si rende subito conto che la cosa è molto rischiosa perché vede le armi e gli chiede di andare via, e questi vanno a finire a casa di un altro villanovese che poi insomma, nelle ricerche vengono fuori anche cose curiose, che era sposato con Margherita Confalonieri, una donna che è la zia di Fedele Confalonieri. L'assessore di Forza Italia non c'è più. Sabrina. Ecco, Fedele Confalonieri era fondamentalmente il nipote della donna che nascose mio zio. Così come adesso quindi si nascosero in questa abitazione, diciamo saltuariamente. Poi lui si nascose sempre di più, in particolare quando a Roma cominciarono a fare la scorta armata al generale, per cui dovevano nascondersi, poi dovevano fare servizio, venivano contattati sempre per vie traverse molto particolari. Quindi questi nascondigli, ma a Roma erano la normalità. Ora il libro del generale Caruso racconta di tante persone che si adoperarono a favore della resistenza, in particolare dei carabinieri, fornendo documenti falsi. Per esempio mio zio aveva un documento falso della Guardia Nazionale Repubblicana, fornendo supporto di tutti i tipi, dal vestiario fino ai nascondigli. Insomma, era una situazione molto difficile, anche perché rischiavano in tutti e due, cioè chi era nascosto e chi nascondeva. Rischiavano molto, perché si rischiava davvero, nei casi migliori l'arresto, nei casi peggiori la tortura e anche la fucilazione. Così come rischiarono quando decisero di andare a lavorare alla Pirelli. Quando andarono a lavorare alla Pirelli. Anche lì io ho ipotizzato, ma perché Caruso lo racconta in molte pagine del suo libro documento, molte persone vennero appunto individuate come supportatori, passatemi questa parolaccia, del fronte dei carabinieri, perché spesso chiamavano i carabinieri a fare un lavoro, gli davano materialmente un lavoro e questi nel contempo facevano lavoro ma facevano altro. All'interno della Pirelli loro si diedero soprattutto a fare sabotaggi, perché la Pirelli lavorava a pieno regime per fare copertoni degli aeroplani, dei mezzi, eccetera. Quindi spesso Sentito, loro... Franco?
Quindi loro spesso facevano anche di queste cose, rischiando davvero tanto, perché si era sempre, come dire, nella via di mezzo tra l'essere visibili e comunque dimostrarsi invisibili rispetto a quello che si era in realtà. Quindi non era sicuramente un momento facile per nessuno a Roma, e i carabinieri avevano anche anche un motivo particolare per essere preoccupati, perché i fascisti erano davvero contro i carabinieri. Io quando scrivevo questo libro ho detto: ma perché molti carabinieri esaltano Mussolini? Ecco, Mussolini è tra quelli che li ha deportati, che sostanzialmente non li sopportava. Ecco, oggi vedere alcuni carabinieri che pensano che invece quel periodo fosse talmente glorioso, però ecco, questa cosa qui probabilmente deriva dal fatto che quel pezzo di storia è davvero poco conosciuto. Io non so se qualcuno magari ha delle curiosità. Esatto. Da uno che poi tra l'altro morì alle Fosse Ardeatine, E soprattutto che quando venne arrestato Mussolini festeggiò, quando tra l'altro era il colonnello Frignani, lo ricordo, tra le altre cose, quando venne arrestato aveva anche i diari di Claretta Pettacci, quindi per Mussolini era una preoccupazione duplice, perché quando arrestarono Mussolini a Villa Savoia tra l'altro c'era anche un carabiniere sardo, Claudio Perra, che è morto recentissimamente, di Monserrato. L'abbiamo ricordato l'altro giorno quando abbiamo presentato il libro a Monserrato. Claudio Perra è morto forse 3 mesi fa, ed è uno di quelli che faceva parte del nucleo dei carabinieri che arrestò Mussolini a Villa Savoia. Ascolta, invece dell'attentato che è avvenuto solo 6 giorni prima la liberazione di Roma, Sì. se non ricordo male, ci puoi raccontare qualcosa o chiediamo agli uditori di leggere il libro così magari? Si può dire soltanto che... Perché è raccontato molto bene l'attentato tramite un po'... Sì, io ho fatto in modo che quel racconto di Antonio Pilas diventasse un documento all'interno del libro, ho fatto in modo di miscelare questo. Più che un libro di storia, effettivamente io l'ho dato un taglio molto personale, che era quello che faceva parte del progetto originario, ma che ho voluto mantenere proprio intanto per non appesantire il libro. Anche le note sono abbastanza spesso all'interno del testo e molto scarne, proprio per evitare che il libro fosse pesante da leggere. Però quella relazione di servizio l'ho messa tutta, ho messo tutto anche naturalmente mettendo all'interno, diciamo, perché ce n'è una più romanzata esatto, e sì, l'altra più dettagliata. Poi è chiaro che quel momento è tragico. Io posso solo dire di quel momento che il tutto avvenne perché ci fu un tradimento. Cioè Antonio Pilas parla di una vile spiata, ma poi ho trovato notizie su quella vicenda anche nel libro di un altro carabiniere, Angelo Ioppi, medaglio d'oro al valor militare, il quale dice che probabilmente il traditore fu questo colonnello Colombini. A un mio zio Antonio Pilas raccontò che invece era stato un villanovese con simpatie fasciste a tradire la scorta. Ora io ho messo in mezzo ambedue giusto per... Scusate, non voglio interrompere questo bellissimo dialogo fra l'autore e la presentatrice del libro, però purtroppo i tempi sono un po' tiranni. Io interrompo un po' questa conoscenza anche storica, riportando un po' mio malgrado e con grande dispiacere il ragionamento all'attualità, e vorrei dare la parola alla nostra amica Irina, che ci racconterà storie non molto dissimili da quella raccontataci adesso da Salvatore, con una ricerca storica anche di approfondimento. Siete qui. A favore di Grazie per l'ospitalità, grazie per l'invito, Domenico Piccino, tutti a voi, grazie al suo racconto, è molto importante. Sicuramente tutti noi volevamo solo ricordare la guerra, ma purtroppo quasi 2 mesi fa guerra è entrata in casa nostra. Voglio chiedervi un minuto di silenzio mentre faccio vedere immagini
che conoscete tutti, li fanno vedere in televisione. Purtroppo sono state distrutte tantissime città. Quando sono entrati sul nostro territorio, la mia provincia di Sumy, a confine con la Russia, abbiamo vissuto sempre tranquillamente parlando il russo, perché dalle nostre parti si parla russo, nessuno ha mai costretto di parlare l'ucraino, cioè, anche se la nostra lingua è veramente ucraino, ma Putin ha detto che in Ucraina proibiscono di parlare l'ucraino, e questo era pretesto 8 anni fa di entrare in Russia per salvare persone che parlano il russo. Non è vero, ancora adesso mia mamma parla russo, come molti altri. Quando erano entrati nella mia provincia non c'era esercito, e per 10 giorni hanno resistito proprio le forze, la gente non di arma, la gente come voi, le donne, perché le donne facevano le bombe Molotov, gli uomini, se avevano i fucili da caccia, sparavano con questi. Hanno fatto una bella resistenza. Dopo 10 giorni è arrivata le forze armate, sono arrivate, grazie a Dio, però alcuni paesi sono stati completamente distrutti. Nella mia città magari è stato distrutto ben poco la fabbrica di chimica, e quindi erano fuoriuscite anche dei nubi di ammoniaca. Dopo 10 giorni, mi sembra, no? Hanno fatto vedere, io l'ho visto in televisione qui. Poi è stato ucciso la scuola militare dove formavano, è stata proprio distrutta, bombardata, poi sparato con i carri armati, la scuola dove formavano alti ufficiali. Poi va bene questo, poi mia carissima amica che la notte aiutava a partorire le 2 caprette in periferia della mia città, uscendo aveva 3 case distrutte proprio a fianco alla sua. 3 case distrutte e vicino 100 metri da lei un dormitorio dei studenti. Niente, poi abbiamo visto tutto, perché prima non hanno parlato molto, no? Poi abbiamo visto tutti che stavano entrando più avanti e più avanti, volevano cambiare Putin, voleva cambiare il nostro presidente, ma per quale ragione? Cioè, qui non può venire un cancelliere tedesco e cambiare il presidente dell'Italia, vero? O di un'altra nazione, è assurdo. Comunque sta continuando tutto questo, stanno attaccando, poi va bene, io dico, Putin vi ha detto di andare, di attaccare l'Ucraina, di cambiare, fare tutto quello, ma le persone, i soldati russi, quelli che avete sicuramente sentito, quello che hanno fatto nelle città come Irpin, Bucha, ma in tante altre città dove sono passate hanno fatto questo. Hanno violentato le donne davanti ai loro mariti e davanti ai figli, violentavano fino a 10 volte, 11 volte. È stato tutto registrato perché avevano fatto delle analisi. Avevano violentato, la bambina più piccola aveva 2 anni,
ma questo è stato 2 settimane fa. Adesso sappiamo che hanno strappato dei bambini neonati davanti ai genitori, tenendo i fucili vicino alla testa dei genitori, poi uccidendo magari o marito o la moglie, il padre o la madre dei bambini. Lo raccontano le persone sopravvissute. Mi sembra drammatico, non lo so. Cioè, a volte mancano le parole per dire queste cose, che nel 2022 succedono queste assurde guerre. Volevo ringraziare la comunità gallurese perché abbiamo raccolto 66 tonnellate di aiuti umanitari e le abbiamo mandate in Ucraina. Quindi grazie anche a tutti voi, perché lo avete fatto tutti voi, le persone di Olbia, di provincia. Grazie per il vostro sostegno anche per la manifestazione. Poi 10 giorni fa abbiamo fatto la manifestazione vicino al comune, abbiamo invitato a molti, non c'era quasi nessuno, però dobbiamo ancora gridare il nostro dolore. Lidia oggi ha parlato con un suo compagno di classe che è in prima linea e dicono che non hanno da mangiare. I soldati non mangiano 2 giorni, poi magari capita di mangiare qualcosa e poi di nuovo non mangiano. Non lo so, perché questi non li chiamiamo fascisti, li chiamiamo rascisti, perché sono russi, non permettono di arrivare armi, o non armi, roba da mangiare alle persone, ai civili, ai militari. Poi nella mia città, per esempio, quando erano arrivati 5 ambulanze con i provvisti di roba alimentare e anche medicinali, questi li hanno bombardati. Cioè, quindi non lo so a chi bisogna rivolgersi. Ci rivolgiamo a Dio. Adesso questa domenica sarà la nostra Pasqua e ci hanno avvisati di non uscire di casa quelle che rimangono, quindi ho pregato a mia mamma di non uscire di casa perché hanno detto che bombardano anche le chiese. Speriamo bene. Non so cosa aggiungere. Vi ringrazio tanto. Grazie a Irina della testimonianza, e assicurandola che noi saremo sempre dalla sua parte e combatteremo con le armi che ognuno di noi può disporre, anche con la parola, perché no, e con il sostegno e anche la solidarietà territoriale a cui possiamo attingere. Le persone presenti hanno un radicamento nella nostra società molto importante, e noi cerchiamo di fare la nostra parte, poi purtroppo il confronto è un po' più difficile e delicato. Nuovamente grazie a Irina e possiamo riprendere il nostro dialogo. Mi ha chiesto di intervenire perché aveva un problema personale, perché doveva andare via, Vasco De Cet. Direi, se siamo d'accordo, di dargli la parola e poi passare a un altro intervento, un'altra considerazione. Le conclusioni del dibattito le farà il senatore Scanu. Entro, diciamo, perché noi abbiamo organizzato un piccolo rinfresco in onore di tutti i partecipanti e soprattutto anche delle forze dell'ordine, finanziato dalla CGIL, non dall'ANPI, che non possiede neanche i soldi per piangere, e noi ne approfittiamo. Va bene. Grazie Domenico. Buonasera a tutti. Solo un approfondimento che abbiamo convenuto con Domenico all'esito di un intervento fatto al Congresso Nazionale dell'ANPI
di cui mi onoro di essere membro, da parte di un militare, perché ritengo estremamente importante le cose che sono state dette durante il dialogo relativamente al ruolo che le forze armate italiane, una parte delle forze armate italiane dopo l'8 settembre hanno avuto nella resistenza. Noi il 25 aprile festeggiamo la liberazione e quindi siamo abituati a pensare alla resistenza soltanto come alla guerra di liberazione del nostro paese dal regime fascista e dall'occupazione nazista. In realtà, come molte delle persone presenti sicuramente sanno e conoscono, non ve la faccio tanto lunga, ma insomma c'è una lapide nel comune di Cuneo estesa da Calamandrei, il quale con quella lapide ha risposto a un gravissimo oltraggio che il generale Kesselring, comandante delle forze di occupazione in Italia, commise dopo che, condannato al carcere a vita, fu comunque rimandato in Germania per gravi motivi di salute nel 1952. Appena arrivato in Germania, lui disse che gli italiani gli dovevano essere grati perché lui si era comportato bene, anzi gli avrebbero dovuto fare un monumento. Ora gli risponde con questa lapide che è molto breve, ma che secondo me dà il senso della ragione per la quale nella resistenza, nelle brigate partigiane, nelle organizzazioni proprie delle forze armate, seppure clandestine, si sono intrecciati i destini delle persone che hanno condiviso qualcosa ancora di più della loro fedeltà al re, piuttosto che dei loro dell'esigenza di liberare il loro paese. Scrive Calamandrei rispondendo al generale Kesselring: lo avrai, camerata Kesselring, il monumento che pretendi da noi italiani, ma con che pietra si costruirà a deciderlo tocca a noi. Non coi sassi affumicati dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio, non con la terra dei cimiteri dove i nostri compagni giovinetti riposino in serenità, non con la neve inviolata delle montagne che per 2 inverni ti sfidarono, non con la primavera di queste valli che ti videro fuggire, ma soltanto con il silenzio dei torturati, più duro di ogni macigno, soltanto con la roccia di questo patto giurato fra uomini liberi che volontari si adunarono per dignità e non per odio, decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. Forse è questa quella motivazione che ha unito in quel momento i comunisti, i socialisti, i militari, i monarchici, i carabinieri, che ha unito trasversalmente tutti l'esigenza di riscattare la civiltà a prescindere dai posizionamenti. E conclude, e lo dico soprattutto a Irina, e conclude Calamandrei dicendo a Kesselring: su queste strade, che non sono solo le strade italiane, su queste strade, se vorrai tornare, ai nostri posti ci ritroverai, morti e vivi con lo stesso impegno, popolo serrato intorno al monumento che si chiama ora e sempre Resistenza. E quel popolo è un popolo che non dipende dalla lingua che parla, dalla religione in cui crede, dal colore della pelle che ha. È un popolo che attraversa i confini, ed è per questi valori che quei militari, quei civili, quei partigiani, che come dice Gramsci parteggiarono e quindi presero una parte, si sono trasversalmente tenuti uniti. Grazie. Ci sono un altro intervento, forse Franco Doria, oppure
Fra, vieni qui se devi intervenire, se poi ce ne sono altri, altrimenti diamo la parola subito a Giampiero. Ha ragione Vasco quando fa quell'appunto. Il popolo, sotto questo profilo, credo che non abbia né colore dal punto di vista politico né geografia. È il popolo, è il popolo. E credo che l'esperienza che è stata fatta durante il secondo conflitto mondiale abbia fatto capire al pianeta intero che la forza del popolo è lì. E a questo punto, nel libro di Salvatore, c'è una cosa che io avevo preso appunti per un discorso più organico, ma la voglio fare molto breve, però ci tengo a fare questo ragionamento. Perché, vedete, finisco il pensiero sulla questione che ha sollevato Vasco. C'è un famosissimo quadro che ha dipinto Giuseppe Pellizza da Volpedo, che è un punto di riferimento per la sinistra, il quarto Stato. Nelle scuole, e io ho fatto l'insegnante sino all'altro giorno, nelle scuole gli insegnanti di storia dell'arte hanno insegnato agli studenti a leggere l'immagine, un po' come dire cosa vuol dire quel quadro. Il quadro di Giuseppe Pellizza da Volpedo rappresentava, per il titolo è il quarto Stato, i lavoratori, quelli che non hanno nulla se non le proprie mani per lavorare, e sono rappresentate donne, bambini. Qualcuno ha notato, se Giuseppe Pellizza da Volpedo avesse voluto dipingere quel quadro oggi, avrebbe dipinto non quella massa di persone che rappresentava in qualche modo il popolo italiano e basta, avrebbe dipinto una persona di colore, un nero, un giallo. Perché? Perché ormai noi abbiamo superato i confini e alcuni sentimenti, alcune cose che sentiamo nell'intimo sono diventate patrimonio di tutti. E quindi ha ragione. L'appunto di Calamandrei e qualche discorso bisognerebbe rileggerselo, perché la storia è maestra di vita, vale tutt'oggi. Però c'è un ragionamento che dobbiamo fare oggi, in occasione del libro che ha scritto Salvatore Meloni. Perdonami, però Salvatore Meloni, con riferimento all'altro Salvatore. In Sardegna si usa Savesadura, si usa in Italia, però mio fratello è morto, do il nome Savesadura, è così. Un militare, chi porta le stellette, quindi non soltanto i carabinieri. Guardate, noi oggi stiamo parlando di un carabiniere, però mi sono preso l'appunto 2 giorni fa alla biblioteca universitaria, perché se no non me lo ricordo. Sono stati celebrati altri 4 partigiani e uno era un finanziere. Un altro era un militare, un ufficiale superiore Luigi Cano. Pietro Tolla era il finanziere. Questo è stato deportato. A proposito della deportazione, permettetemi un appunto, soltanto brevissimo. Tanto tempo fa, io sono cresciuto a Chilivani perché mio babbo faceva il ferroviere, quindi io conosco molto bene Ozieri. Il papà della ragazza che conquistavo in quel periodo era un autista di tir. Era un omone grande, più alto di me. Voi immaginate una persona più alta di me, quasi come il comandante della stazione. Ma io l'ho conosciuto un uomo grande. Allora lui era più grande di mio padre. Era stato fatto prigioniero dai tedeschi e deportato in Germania. Immaginate un uomo alto 1,85. Un omone grande, da un centinaio di chili. Quando è tornato a casa pesava 38 kg, 38, pelle e ossa. Questi erano i deportati e il lavoro da fare su chi ha subito la deportazione è ancora da fare. Certo. Tu hai fatto un gran lavoro, perché hai parlato di questo aspetto, perché noi quando pensiamo ai partigiani pensiamo a quelli che avrebbero, ai civili che si arruolano nelle brigate partigiane, eccetera, eccetera. Ma i militari, guardate, il ragionamento che voglio fare è questo. Allora, io quando sono stato assunto, perché ho fatto per 10 anni il ferroviere, quando erano statali, quindi ero impiegato civile dello Stato. Quando sono stato assunto come impiegato civile dello Stato, c'era tutta una procedura che mi obbligava a fare il cosiddetto, la promessa solenne e poi il giuramento.
anche i militari fanno tuttora il giuramento. Io ho fatto la visita militare a suo tempo, sapevo che cosa voleva dire quando compivi 18 anni. Tirai a leva, si diceva in sardo, perché è diventato grande. I militari fanno un giuramento che è differente da quello degli impiegati civili dello Stato. A me come impiegato civile dello Stato mi hanno insegnato il dovere di obbedienza, devi obbedire al superiore gerarchico, tranne quando te lo vieta la legge penale. Quanto imbarazzo mette a uno che ha scelto di fare quella vita, e molti si sono difesi dietro questo paravento, per non prendersi la responsabilità, compresi ufficiali superiori, per non prendersi la responsabilità. Il militare è obbligato a obbedire agli ordini, l'hanno allevato così. Salvatore Meloni era un ragazzino, è morto a 22 anni. Mio padre era del 22. Ospedale. Fatemi capire. Io ho avuto ragazzini 18 anni, me li sono portati in viaggio d'istruzione, in gita, abbiamo fatto un sacco di cose. Dopodiché quando mi chiedevano, ma raga, voi avete 18 anni, avete 20 anni, anche 22. Quando sarete grandi, e io adesso lo sono davvero, che cosa ti ricordi di quando avevi 18 anni? Mio padre e Salvatore Meloni, se fosse stato vivo, cosa avrebbe ricordato di quel periodo? Così come zio Cavenolai, quello che è tornato, che pesava 38 kg, cosa ricorda? Quanti anni ci vogliono a smaltire tutto quello che sta accadendo oggi in Ucraina? Quanto ci vuole a superarlo? Perché poi sono queste le cose che ti rimangono dentro. Io ho letto molto volentieri una cosa che ha scritto Salvatore, che riporta una frase, no, eccolo qui. Questo è un generale dei carabinieri, mi levo il cappello, proprio perché è un militare che faceva un giuramento diverso da quello che facevo io civile. Generale dei carabinieri Filippo Caruso, l'hai riportato tu nel libro. Lo riferisco testualmente in modo da non lasciare alcun dubbio. Le qualità che furono la gloria del carabiniere di ieri, dopo il martirio, dopo la sofferenza, l'umiliazione e la delusione. Uno come Salvatore Meloni che si era arruolato nel corpo dei carabinieri per sfuggire a quel destino che era di quelli come mio padre. Vivevi cioè facevi il contadino, erano massai. C'era questo in Sardegna. Segnatamente sono di Ossi, non siamo neanche tanto distanti. La delusione e l'esperienza di questa tragedia, che se la sono vissuta. Il carabiniere di domani, ma io leverei la parola carabiniere, ma l'ha scritto un generale dei carabinieri, il militare di domani, non dovrà essere il carabiniere di una casta, così come erano i carabinieri leali prima, ma il carabiniere del popolo, perché è figlio di popolo. E allora a questo punto il ragionamento che ci deve portare a essere noi davanti a questa tragedia, e sono passati tanti anni e c'è ancora da scavare perché ce n'è da lavorare, perché di Salvatore Meloni ce n'è tanti, e a questo punto ci porta questo, ci porta. Vi dico una cosa personale che mi ha messo molto imbarazzo, perché me l'hanno rinfacciata i miei alunni. Vi racconto un fatto che qualche mio caro amico sa, perché è un fatto personale. Era il 25 aprile, si celebrava, qualche giorno prima, si celebrava all'Expo di Olbia, la giornata del 25 aprile. Bisognava andare con le scuole perché diventa una data importante, perché l'eredità che ci ha lasciato quella guerra di resistenza non è chissà che cosa, è una legge che si chiama Costituzione, che è ancora in gran parte inattuata, ma che è la nostra carta fondamentale, nella quale dobbiamo continuare a credere che si possa realizzare tutta e che oggi manifesta tutta la sua attualità. Oggi. Io credo, questa è storia, l'hai scritto anche tu, quando i tedeschi sono andati via dalla Sardegna, per fortuna, se ne sono andati via senza fare gran danni. Anche una sola vita è un gran danno,
ma tutto sommato non è accaduto qua in Sardegna quando sono scappati via e con i fascisti che gli hanno fatto da degna sponda, purtroppo. Hanno fatto danni alla Maddalena, hanno creato parecchi problemi più in Corsica che qua. Erano 40.000, credo, non sbaglio il numero, più o meno 40.000. Però il dato di fatto era questo. Nell'Appennino tosco-emiliano, e lo stiamo scoprendo ora perché prima non lo sapevamo, no, sto finendo Domenico. Nell'Appennino tosco-emiliano ne hanno fatto veramente, si direbbe oggi quanto è Carlo in Francia, cioè di Sant'Anna di Stazzema, di paesi come Marzabotto, di situazioni tragiche, di gente ammazzata con una pistolettata dietro la nuca. Questa era vigliaccheria. In nome poi di che cosa? Dell'obbedienza a chi ti diceva spara e tu spari. Un alto ufficiale una volta mi disse una cosa che disse: sotto la divisa è un uomo. Sotto la divisa non cessa di essere uomo. Qualcuno è anche santo. E mi ha ricordato Salvo d'Acquisto, che era carabiniere, era un uomo, era un santo e ha dato la vita. Si può credere oppure no, però ha dato la vita. Perché sotto la divisa è un uomo, esattamente come tutti gli altri. Ecco perché è un carabiniere di popolo, un militare di popolo. Detto questo, non c'era famiglia nell'Appennino tosco-emiliano, non c'era famiglia dove non ci fossero morti in casa più di uno dopo quello che è accaduto. E a me è capitato di dire questa frase, di cui poi mi sono pentito, sino a quando l'altro giorno così, se qualcuno non l'ha visto, lo vado a guardare, perché fa piacere leggere libri ma anche riguardare pellicole. Io ho fatto questa considerazione con davanti ai miei alunni, che me l'hanno detto, mi hanno rinfacciato questo. Io ho detto, se fosse accaduto la metà di quello che è accaduto nell'Appennino tosco-emiliano, noi in Sardegna probabilmente staremo ancora versando sangue. Perché dopo 40 anni, dopo 50 anni noi ce lo ricordiamo, lo sappiamo come siamo fatti noi, Perché molti morti ammazzati erano tuo padre, tuo figlio, tuo fratello, tua moglie, tua sorella, tua figlia, violentati. La guerra è sempre quella, è quella. Io ho visto Sarajevo da poco, non è differente dalle foto che tu hai fatto vedere, ma non era differente neanche la vecchia Olbia, che è stata bombardata, neanche la vecchia Cagliari. È questa la guerra, non è altro, questa. È sempre così, la bomba quando salta per aria non fa sconti. Noi abbiamo detto, io ho detto questo e i miei alunni mi hanno detto, professore, però lei ci ha detto che non ti devi mai vendicare in prima persona. Pizzicato. Ho visto da poco una pellicola, Il caso Collini, riguardatela. Ce l'avevo qui, ce l'avevo qui. Non vi dico la storia perché veramente c'è da commuoversi sino alla fine. Voi immaginate un ragazzino che si sente la responsabilità di aver indicato il padre con l'ufficiale tedesco che ti obbliga a girare la faccia. Dopodiché è questo quello che poi ti porta. Beh, non siamo soltanto noi, siamo uomini. E allora a questo punto, davanti al 25 aprile, non possiamo non ricordare. Dobbiamo ricordare, lo dobbiamo ricordare tutti insieme, perché giustamente l'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, non è stata e non è, e non lo sarà, speriamo, lunga vita all'ANPI, un'organizzazione che deve riassumere soltanto, per noi era facile, civile. Ma per i militari quanto deve essere stato difficile? Per uno come Salvatore Meloni, che ci è rimasto, cioè a 20 anni devi averlo in testa, che devi fare quella scelta così difficile. Tola, che è stato deportato pure lui. Ma quanto non è stato difficile? Proprio perché ti avevano abituato a obbedire. E per gli altri ufficiali, organizzare quelli di cui hai la responsabilità, perché è la tua la responsabilità. Perché tocca a te comandare. Grazie. Fai cenno alla via della resistenza. Vero. L'assessore c'è. Sì.
Ho un compito. Olbia, l'ho detto poco fa, Olbia ha pagato caro il momento del ventennio. La resistenza qua si è manifestata anche con illustri olbiesi che hanno combattuto anche loro la loro guerra. 2 anni fa noi abbiamo avuto qualche notizia. Lo chiedo a te, non come... sei una buona amica, guarda, non posso... però rivesti una carica. A nome dell'ANPI vorrei ricordare all'amministrazione comunale che nel riordino della toponomastica delle vie di Olbia c'era una piazza della Resistenza e molte delle vie di Olbia, anche quelle importanti, non ricordano quegli accadimenti che sono stati pure tragici. E illustri olbiesi o galluresi o comunque sardi o comunque italiani meriterebbero di essere ricordati. Piazzetta della Resistenza nel riordino è stata in qualche modo cancellata. Sono già passati 2 anni. Il sindaco promise che non si sarebbe dimenticato della cosa e io ci credo anche. Guarda, Settimo, eravamo compagni di università, lui faceva medicina, io chimica, ci conosciamo. Però bisogna ricordarglielo al Settimo, sono già passati 2 anni. Lui aveva promesso, c'è il comunicato stampa qua, lo dico pubblicamente, Settimo aveva promesso, lo leggo testuale, l'abbiamo soltanto sospesa, daremo sicuramente alla Resistenza il risalto che merita non appena troveremo una via adeguata. Quando la troviamo la via adeguata? Perché sono già passati 2 anni. Che mancavano dalla lapide, che sono stati inseriti proprio grazie a questa amministrazione di olbiesi, quindi concittadini morti in guerra che non erano stati inseriti nella lapide del monumento al Saluto. Abbiamo bisogno di una via 25 aprile, abbiamo bisogno di una via della Resistenza. Ci riusciremo e vorremmo ricordare anche all'amministrazione comunale che tra le associazioni combattentistiche c'è anche l'ANPI. Grazie. Questa è la mia? No, Questa è la mia. I tempi si sono allungati più del previsto, però darei la parola a Giampiero Scanu che... No, non preferiamo nulla, preferiamo che il senatore Scanu, ex sottosegretario alla difesa, tragga le conclusioni della giornata. Alla funzione pubblica, perché perché le forze dell'ordine non sono funzione pubblica. Esattamente. Cercherò di attraversare... No, preferisco... Grazie. Cercherò di attraversare ciò che questo incontro molto interessante ci ha proposto con l'atteggiamento del laico. Laico per definizione è colui che ha la cultura del dubbio. Quindi non sono portatore di certezze assolute, pertanto ciò che dirò non sarà altro che il mio modesto punto di vista. Intanto però voglio ringraziare l'ANPI che Domenico così efficacemente rappresenta per questa splendida iniziativa, fare i complimenti a Salvatore Meloni per un libro che acquisterò volentieri e che leggerò ancora più volentieri, e complimenti a Luisa per la brillante illustrazione e per le intelligenti domande e quesiti che ha posto. Dunque sarò laico nel parlare e nel fare qualche considerazione. C'è bisogno di verità. E questa non è una novità, quanto c'è bisogno di verità. Pensate che io passo in certi ambienti per essere un antimilitarista.
per essermi occupato della salute dei militari. Il mio torto, agli occhi di certi stati maggiori, soprattutto di certi ministri e di alcuni governi, sarebbe stato quello di mettere il naso nella giurisdizione domestica, come efficacemente ebbe modo di definire il dottor Guariniello, nelle forze armate, per ricordare che la specificità di cui tanto si parla in relazione alla condizione delle forze armate, dei carabinieri, dei finanzieri e della polizia di Stato, aggiungiamo i vigili del fuoco e quant'altro, non significa purtroppo beffardamente avere una condizione migliore rispetto agli altri, ma clamorosamente la specificità per chi lavora in quell'ambito significa avere un trattamento minore. Volendo citare il testo di un famoso libro, verrebbe da dire che voi che indossate la prestigiosa divisa siete figli di un Dio minore. E quando la politica si è occupata, io ho fatto la mia modesta parte, di mettere allo stesso livello i lavoratori con la divisa rispetto ai lavoratori con la camicia bianca o con la tuta, c'è chi ha gridato allo scandalo perché quella è materia riservata. L'apparato servente dello Stato, così come lo definisce la Costituzione, dovrebbe essere questione soltanto dei militari. Ma io non mi sono offeso per questa definizione, perché mi onoro di avere dato molti dei miei anni per la tutela della salute dei militari, sia in relazione alle missioni che fanno all'estero, che sono chiamate missioni di pace ipocritamente, molto ipocritamente sono chiamate missioni di pace. Sappiamo tutti che cosa sono, ma anche in relazione a quanti, e qui entrano in ballo anche i civili, per lavoro o per altre ragioni hanno avuto modo di lavorare nei nostri poligoni. Davide e Carlo sanno perfettamente, essendosi naturalizzati ben presto in Sardegna, che questa terra, Salvatore, tu lo saprai, lo sa anche benissimo anche Luisa che segue le cose nostre, conferisce il 65% delle servitù militari di tutta Italia. Quindi, Salvatore, questo dibattito è utile e importante perché lo stiamo sviluppando col cuore grondante di dolore per ciò che sta succedendo in Ucraina e quindi nel mondo, in una terra che è stata ed è clamorosamente assente rispetto al proprio destino. È stato citato Calamandrei ed è stata una citazione che ho molto condiviso, e qui cerchiamo di tornare un po' rispetto al libro. Calamandrei ha detto anche un'altra cosa. Calamandrei ha evidenziato in un famoso discorso che fece a degli studenti di Milano nel 1955 come si arrivò alla scrittura della Costituzione. Quella Costituzione è vero soltanto in parte che la nostra Costituzione abbia rappresentato e rappresenti tuttora una convinta adesione ad un punto di caduta, ad una sintesi fra i costituenti che provenivano da tutte le culture. In quella Costituzione, badate, c'è una promessa.
Qual è la promessa? E Calamandrei lo dice. La promessa è quella di una futura rivoluzione. Praticamente le forze di sinistra si sono disposte, non rassegnate, ad accettare una rivoluzione promessa che si sarebbe realizzata a partire dall'articolo 3, che è il perno di tutta la Costituzione. L'articolo 3 è un poema. Spero di non essere blasfemo se dico che per le cose meravigliose che contiene meriterebbe di essere contenuto anche nei testi sacri. Allora, ragioniamo da contemporanei. Ragioniamo da contemporanei non solo come sardi, ma anche come, diciamo, italiani. Quanto ci siamo sforzati come classe politica, come classe dirigente, per la realizzazione della Costituzione. Io sono entrato in fabbrica nel 73, l'8 gennaio 73. Il mio primo lavoro fu in fabbrica. E siccome diventai immediatamente sindacalista, Luisa, scusami, era della CISL, siccome diventai immediatamente sindacalista, ebbi la fortuna di imbattermi immediatamente nello Statuto dei lavoratori, la legge 300 del 1970. Se noi andiamo a verificare le tutele dei lavoratori di oggi, il loro trattamento, sia dal punto di vista dello stato giuridico che del trattamento economico, noi siamo tornati indietro. Noi siamo tornati indietro. Allora, questo passaggio io lo suggerisco, perché poi quando esplodono certe cose ci si meraviglia. Siamo diventati tributari dei circa il 50% del gas nei confronti della Russia, ritenendo che certe feste, certi festini, certi abbracci di destra e di sinistra fossero la manifestazione di un irenismo politico, e poi ci svegliamo come si sono svegliati i tedeschi con il terrore di dover comunque interloquire con qualcuno che ci tiene per il naso. Queste scelte sono state fatte dalla classe politica e dalla classe dirigente e non sono avvenute a caso. Il periodo che tu hai ricordato nel libro è un periodo che andrebbe, secondo me, illustrato al di fuori delle ideologie, perché ad esempio la lealtà dei carabinieri rispetto allo Stato italiano, a dispetto della vigliaccheria del re, andrebbe celebrata, e questa non è mai stata celebrata. Purtroppo, anziché avere anche per iniziativa degli attuali stati maggiori modalità di comunicazione che conducano verso una lettura ex post di quella storia, siamo costretti a restare al generale Graziani, che faceva fucilare coloro che nella prima guerra mondiale, rendendosi conto di essere prossimi alla morte, sto parlando di storia, di essere prossimi alla morte, venivano fucilati. Io ho cercato di portare avanti una proposta di legge per restituire la possibilità a coloro che furono passati per le armi, circa 1 migliaio, con l'accusa di essere dei vigliacchi, dei disertori, restituire la possibilità, facendo un esame, un'indagine fascicolo per fascicolo,
La Camera ha approvato all'unanimità, il Senato ha bloccato tutto. Dunque, a Olbia abbiamo via Cadorna, che era un folle fucilatore, e non abbiamo via o piazza della Resistenza. Questo tuo libro, e finisco, caro Salvatore, è uno stimolo verso l'onestà intellettuale. Io sono davvero stufo delle manifestazioni di ortodossia che quotidianamente ascolto in televisione. E se posso permettermi, caro Domenico, io sono iscritto all'ANPI indegnamente, ma sono anch'io iscritto all'ANPI, socio fondatore. Io credo che in un passaggio così delicato l'ANPI avrebbe dovuto evitare, nella persona del suo presidente, di separare i buoni dai cattivi, entrando nel merito di una discussione che ritengo debba essere affidata alla coscienza del singolo. Ci sono passaggi, io ne sono stato testimone negli anni trascorsi in Parlamento, nei quali le segreterie dei partiti, le presidenze dei gruppi lasciano la libertà di coscienza. Ci sono questioni etiche, e non parlo soltanto della bioetica, dell'etica in generale, e questa è una questione etica, nella quale è sbagliato criminalizzare colui che anche da credente ha ritenuto doveroso dare il proprio contributo in termini di aiuto alla difesa nei confronti del popolo ucraino. Io credo che colui che ha fatto queste affermazioni, ha votato in questo modo, coloro che sostengono la necessità di non far mancare all'Ucraina tutto ciò di cui ha bisogno per difendersi, non debbano essere criminalizzati, non debbano essere chiamati guerrafondai, non debbano essere indicati al pubblico ludibrio. Noi non siamo chiamati ad essere pacifisti, caro Domenico. Noi siamo chiamati ad essere operatori di pace. Sono due cose diverse. Essere pacifisti è una condizione che comporta un atteggiamento fideistico, storicamente immobile. Operatori di pace vuol dire ben altro, vuol dire lavorare per costruire la pace. Certo non sono d'accordo quando sento il Presidente del Consiglio europeo, la signora Irina mi perdonerà, affermare dobbiamo aiutare l'Ucraina per vincere la guerra. Come non sono d'accordo con Biden quando fa le stesse dichiarazioni. Noi dobbiamo lavorare per la pace, per una pace giusta. E ritengo che su questo concetto ci sia poco da interloquire. Lavorare per una pace giusta significa fermare il tiranno, disarmare Putin e indurre, però lo dico con dispiacere, ma lo devo dire, indurre anche il popolo ucraino, al quale va tutto il nostro amore, perché dire affetto è poco. Dire affetto è poco. Dobbiamo cercarla nei cani, l'amore, lo dobbiamo cercare nei cani. I cani sono capaci di un amore profondo, noi uomini evidentemente non lo siamo più. Quindi un popolo rispetto al quale siamo tutti partecipi, però dobbiamo dire anche a questo popolo: non commettere anche tu l'errore di scivolare nel nazionalismo. E renditi disponibile ad un accordo, renditi disponibile alla pace. Anche perché lasciare una guerra aperta
soltanto perché bisogna comunque rafforzare la NATO, bisogna vendere le armi. Diciamoci questa cosa, Salvatore e Luisa. La quasi totalità delle guerre nasce dal complesso industriale militare. E non lo sto inventando io questa cosa. Ed ecco perché anche al Parlamento italiano io, e ho finito, farei questo tipo di considerazione. Non approfittate della guerra in Ucraina per fare una corsa verso la militarizzazione. Non approfittate del dramma degli ucraini per acquistare armi a go-go. Non approfittate della guerra che sta dilaniando quella regione per sottrarre ulteriori guarentigie. Questo sta accadendo. Ulteriori guarentigie nei confronti del personale militare che dovrà eventualmente andare anche in certi contesti. Quindi apriamo gli occhi. Io sarei felice se l'ANPI ragionasse anche in questi termini, se accendesse un faro sull'atteggiamento del governo, se finalizzasse il famoso 2% alla realizzazione di un esercito europeo e non al conferimento tout court alla NATO appunto di questo 2%, e magari in questi soldi trovare anche un po' di disponibilità per migliorare lo stato giuridico e il trattamento economico di questi lavoratori che non hanno, è paradossale, a costoro ai quali viene chiesto anche di mettere a repentaglio la propria vita, non hanno le tutele di tutti gli altri lavoratori. Quindi questo tuo lavoro, e mi complimento ancora con te, è un faro in una realtà carica di contraddizioni che dobbiamo affrontare però senza metterci le medaglie al petto, perché se questo dramma è avvenuto, se siamo sull'orlo di una guerra di ben altre dimensioni, è perché il nostro relativismo etico si è scatenato in tutti i modi, rincorrendo, uso questa parola, la uso scientemente, un finto modello di sinistra. Pensiamo a quello che ha fatto Clinton e a quello che ha fatto Blair con la cosiddetta terza via, e permettendo la realizzazione di un neocapitalismo che sta sfruttando intere popolazioni e affamando interi continenti. Complimenti. Non mi cancellate? No. Siamo alle conclusioni di questa bellissima serata. Ringrazio Giampiero per le conclusioni e posso certamente affermare, perché io ero presente al Congresso nazionale e ho sentito con queste orecchie gli interventi e le considerazioni che ha fatto il presidente Pagliarulo e tutti gli altri dirigenti dell'associazione, e non sono molto differenti da quelle che tu hai sintetizzato un attimo fa. Quindi non sei da espulsione, non ti cacceremo, anzi ti rinnoveremo la tessera con grande piacere. No, lui è benestante, gliela facciamo pagare bene. Ecco, quindi voglio dire, la serata credo che sia andata nella direzione che noi abbiamo immaginato. Adesso vi chiedo un ultimo minuto di attenzione, perché avremo il piacere di offrirvi un piccolissimo aperitivo che è qui dietro di noi. Grazie a Salvatore, grazie a Bella Luisa, grazie a Irina e all'amica nostra che non mi ricordo il nome, Lidia. Siamo qui. Grazie comandante. Adesso beviamo una cosa.